Associazioni, politica, gente comune, il volontariato ha bisogno di tutti a Padova, in Veneto e in Italia e così la cerimonia di inaugurazione dell'anno del volontariato diventa l'occasione per le istituzioni per annunciare l'impegno concreto a sostegno delle 4.000 associazioni iscritte negli albi regionali del volontariato. Un sistema anche formato da tante piccole associazioni che noi vogliamo tutelare e salvaguardare. Questo anno di Padova Capitale del Volontariato ci permetterà anche di fare questa riflessione e di creare un percorso proprio per valorizzare e sostenere il nostro volontariato. In ballo c'è la riforma del terzo settore con luci e ombre secondo la Regione. L'importante è tutelare il mondo delle piccole associazioni, fondamentali per il sistema volontariato del Veneto. Il 2020 deve essere un anno di iniziative concrete, non di autocelebrazioni. Non vorremmo che fosse un anno di celebrazione, ci piacerebbe che fosse un anno di riflessioni, di convegni, di guardarci dentro e poi vorremmo che questo fosse un punto per ripartenza, una ripartenza di contaminazione, di progetti, di creare delle sinergie generative che possano dare qualche cosa in più. Il capo dello Stato Sergio Mattarella dal palco della Fiera di Padova ha chiesto intanto di istituire anche una capitale italiana del volontariato oltre a quella europea. Ed è giusto farlo, però devo dire anche una verità, forse non c'è soltanto una capitale del volontariato, ve ne sono tantissime, vi sono ovunque momenti dove le persone si ritrovano per poter collaborare insieme. È chiaro che Padova ha espresso nella sua storia tantissimo volontariato e una regione come il Veneto dove c'è un fulcro, dove c'è la capacità di poter realizzare tante opere per gli altri. Di certo il 2020 sarà un anno da ricordare per il 1.000.000 di volontari del Veneto. Loro devono essere protagonisti e trovare il sostegno unanime di cittadini, istituzioni e Stato.